Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Tragico incidente stradale questa mattina a Santa Maria di Sala, dove un 72enne che stava percorrendo la zona di via Gorgo in sella alla sua bicicletta sarebbe stato travolto da un'autovettura in transito. L'uomo è caduto a terra e nell'impatto ha riportato un trauma cranico. L'autista del mezzo si è fermato per prestare aiuto al ciclista in attesa dell'arrivo dei sanitari del SUEM 118 che lo hanno portato d'urgenza al pronto soccorso di Dolo, dove purtroppo l'uomo è deceduto poco dopo. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro. In Veneto 2 adulti su 10 fumano e 7 adolescenti su 100 hanno dichiarato di fumare. Si parte da qui, nella nostra regione, in occasione della giornata mondiale senza tabacco, accompagnata dallo slogan «Abbiamo bisogno di cibo, non di tabacco». Sono dati in flessione, dice l'assessore regionale alla sanità Manuela Lanzarin, ma questo non ci induce ad abbassare la guardia. La lotta contro il tabagismo è nell'agenda della Regione del Veneto che, con la campagna di comunicazione Vivo Bene Veneto, sta promuovendo i corretti stili di vita, tanto più che negli ultimi anni è cresciuto l'utilizzo di altri prodotti, come ad esempio le sigarette elettroniche, molto usate dalle donne e dai giovani nella convinzione che non rappresentino un rischio per la salute. Oggi è stato inaugurato il Salone Nautico di Venezia. Taglio del nastro alle ore 11 alla presenza del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro con il presidente del Senato della Repubblica Ignazio La Russa, il vice premier e ministro dei trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini, il presidente della regione Veneto Luca Zaia, il capo di Stato Maggiore della Marina Militare Ammiraglio Squadra Enrico Credendino, il direttore del Salone Nautico Venezia Fabrizio Doria. In programma saluto dal cielo degli elicotteri e il lancio degli incursori della Marina Militare, finendo la loro discesa nelle acque dell'Arsenale. Il tutto accompagnato dalle note del coro della Fenice, con l'inno di Mameli e quello di San Marco. Cambiamo argomento. Veritas è la società controllata ASVO che gestisce il ciclo dei rifiuti a Porto Gruaro e in altri comuni del Veneto orientale. Cercano urgentemente autisti e netturbini. L'inserimento sarà con contratto di somministrazione a tempo determinato per necessità stagionali, indicativamente della durata di 4-6 mesi. In particolare, ASVO cerca autisti e netturbini per il porto gruarese e netturbini per Caorle e Bibione. Veritas cerca invece, sempre per un periodo di 4-6 mesi, autisti per vari comuni dell'area del San Donatese e netturbini per Jesolo e il centro storico di Venezia. Ulteriori informazioni nella sezione Lavora con noi del sito www.gruppoveritas.it. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.